obbligatoria per chi rientra da Romania e Bulgaria mette in allarme le aziende. Zaia parla di controlli necessari dopo i focolai delle ultime settimane, ma non si devono penalizzare le imprese, dice. Migliaia i lavoratori indispensabili per le vendemmie in collina. Dall'ULSS il piano per non fermare la produzione, tamponi rapidi per chi arriva dall'estero. Il datore di lavoro avvisa il distretto, i controlli saranno fatti in azienda. Musica in tutte le piazze del centro di Padova, ma niente tradizionali fuochi. In Prato della Valle si adegua all'emergenza coronavirus, la festa di Ferragosto nella città del Santo. Stamane a Cortina il sopralluogo del ministro dello sport Spadafora. I lavori per i mondiali di sci del 2021, dice, procedono spediti, vertice con l'autorità sul piano di interventi e i nuovi progetti di sviluppo. 60enne in crisi per la fine del matrimonio, provoca un'esplosione nella sua abitazione saturata di gas. Il dramma a Vigo d'Arzere, l'uomo vivo per miracolo. La tragedia del bimbo morto nel pozzo a Gorizia, 14 avvisi di garanzia per omicidio colposo, anche il sindaco Ziberna indagato. 5 giovanissimi denunciati per la maxi rissa in centro a Montebelluna. Il sindaco convoca i genitori, annuncia a tavolo con i commercianti per ripensare le shopping night del giovedì. Troppo elevato il rischio di risse e assembramenti. Primo sabato di esodo estivo da Bollino Rosso e senza criticità particolari lungo la rete gestita da Cavi. In calo i flussi rispetto allo scorso anno, anche per i prossimi weekend non si prevedono giornate da Bollino Nero. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3 e dunque in primo piano ci sono i dati relativi ai contagi da coronavirus, perché nel report della regione è arrivato da pochissimi minuti, report delle 17 dunque di questo pomeriggio, si parla di un solo nuovo caso di positività ulteriore rispetto al bollettino di questa mattina alle 8, quindi in giornata, registrato in provincia di Verona, ma rispetto a 24 ore fa, diciamo, e dunque rispetto alla tabella anche di questa mattina, in aggiunta con i dati della tabella di questa mattina, sono una ventina nelle ultime 24 ore i contagi in più. 5 stamattina erano riportati nel Padovano, 9 nel Trevigiano, già in parte registrati nei numeri di ieri, 2 Venezia e 3 Verona. Questo l'andamento, quindi una ventina nelle ultime 24 ore, abbiamo detto, i nuovi casi. C'è poi la novità della quarantena obbligatoria anche per chi rientra da Romania e Bulgaria, e il presidente del Veneto Zaia ha parlato di controlli necessari visti i focolai causati dal rientro di soggetti dall'est Europa, ma occorre, ha anche aggiunto, trovare un equilibrio con le esigenze delle imprese. Torna a invocare uno Schengen sanitario, un controllo rigoroso alle frontiere per evitare nuovi focolai di virus, il presidente del Veneto Zaia, mentre il governo ufficializza l'obbligo di quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria, includendo così nella lista anche i paesi comunitari dove l'epidemia di Covid-19 sta vivendo la fase più aggressiva. Zaia ribadisce la necessità di verificare le condizioni di chi entra in Italia, necessità di fronte alla quale il suo collega del Friuli Venezia Giulia Fedriga è arrivato a invocare l'impiego dell'esercito. Io penso che ci vorrebbe un'Europa che stabilisca che c'è uno Schengen anche di natura sanitaria e quindi ci vogliono controlli e in maniera tale che poi non ci siano problemi di circolazione del virus da paesi dove magari c'è stato poco governo del virus rispetto a paesi come il nostro dove ovviamente la sanità ha funzionato. Romania e Bulgaria dunque nel gruppo dei paesi dell'est Europa da cui fare ingresso in Italia diventa complicato. Siamo davanti a un nuovo fenomeno che è quello del virus che arriva ovviamente dall'estero. Abbiamo già avuto focolai da Serbia, da Croazia, dai paesi africani e anche dalla Romania. È fondamentale ovviamente governare anche questi flussi. Ovviamente dovremo trovare un punto di equilibrio anche rispetto alle imprese. E le imprese da tutelare non sono solo quelle edili, visto l'approssimarsi della vendemmia e l'impiego di molti lavoratori provenienti dall'estero. L'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan tuttavia invita a non drammatizzare. C'è già una presenza importante di queste persone che arrivano dalla Polonia, dalla Romania, dall'est, che già lavorano qui. Penso che quello che ho potuto capire io, quelli che sono qui non tornano neanche a casa, quindi se ne staranno qui in ferie, quindi escluderei che c'è questo problema nel breve e medio periodo.
D'altro canto il pericolo contagio dall'estero, lo abbiamo sentito, pone molti interrogativi sulla manodopera straniera normalmente utilizzata proprio per la vendemmia che è ormai imminente. Tema al centro di un vertice in prefettura fissato per fine mese. Intanto la nostra economia è importante, per cui ecco, anche qui niente allarmismi. Fronte vendemmiatori dall'estero. Dopo i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai viticoltori, il direttore generale dell'ULSS 2 chiede a tutti di abbassare i toni. Certo, il tema contagi è più che mai evidente, ma è altrettanto importante sostenere la punta di diamante dell'agricoltura trevigiana e veneta, ovvero la produzione del superiore sulle colline tra Conegliano e Valdobbiadene. E noi abbiamo necessità di raccogliere questo prodotto, considerando che ci servono migliaia e migliaia di persone per raccogliere gli oltre 8.000 ettari. Quanta presenza estera ha tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene? Ma fondamentalmente la presenza estera è di circa un 60% della manodopera. Arrivi importanti in gran parte dai Balcani e dall'est Europa, aree costantemente controllate come fonti di possibili contagi. Ecco quindi il piano dell'USL. Cosa deve fare il datore di lavoro? Allora, noi segnala il servizio igiene pubblica, poi noi ci mettiamo d'accordo, il datore di lavoro deve riunire ovviamente un posto e poi il nostro operatore andrà a fare i tamponi a queste persone. Li terranno ovviamente un attimo isolati rispetto al resto del gruppo, appena avremo l'esito del tampone poi potranno tranquillamente lavorare con la mascherina. L'esito è in pochissimo tempo perché il tampone è rapido. Il tampone è rapido, in pochi minuti, diciamo, non vogliamo esagerare, ma in una ventina di minuti noi abbiamo l'esito. Questa dunque è la soluzione che propone l'ULSS alla quarantena, che diventerebbe troppo lunga naturalmente da attendere per i lavoratori che vengono dall'estero. Intanto guardando al Ferragosto, Padova rinuncia ai tradizionali fuochi in Prato della Valle, ma in tutte le piazze del centro ci sarà musica. Il cielo del Ferragosto padovano non sarà illuminato dai fuochi in prato, ma la festa proverà a giocare su una sorta di raddoppio in musica. I tempi che stiamo vivendo e i numeri sul contagio che non fanno dormire sonni tranquilli non permettono che 70.000 persone raggiungano la splendida piazza padovana per quello che è diventato il rito al giro di boa dell'estate per chi resta in città. Con le restrizioni che ci sono per il periodo che stiamo attraversando non sarebbe stato possibile permetterci di creare un fenomeno di assembramento così come è normalmente sempre stato in Prato della Valle in occasione del Ferragosto. Padova punta su 2 serate di feste e su un evento che coinvolgerà le piazze del centro storico. Non più quindi un unico evento in una piazza, ma creiamo un evento diffuso che evita che ci siano assembramenti e stanzialità di persone. Quindi abbiamo 7 postazioni, quella di Piazza Garibaldi già dalla sera del 14, con DJ che metteranno musica e con una serie di dispositivi che proietteranno luci per creare un'atmosfera particolare. Il 14 agosto musica in Piazza Garibaldi, la notte del 15 coinvolte Piazza dei Signori, Piazza Duomo della Frutta, Piazza delle Erbe e Via Roma, nottate che si affiancheranno alle proposte culturali messe in campo in città. Intanto anche la tecnologia fa passi avanti. Tra le precauzioni anti-Covid non ci sono più solo le mascherine e i gel, ma anche dei particolari braccialetti proposti da una ditta vicentina che aiutano a tenere le distanze sanitarie. Un bracciale che vibra, suona e si illumina quando intercetta un altro dispositivo analogo in un raggio di 1 metro. Ed è un dispositivo che sostanzialmente è pensato per ricordare l'importanza del distanziamento sociale. Progresso non solo sanitario ma anche tecnologico. Nell'epoca dell'epidemia in tutto il mondo nascono idee e progetti per sconfiggere il nemico pubblico numero 1, il Covid. E siccome l'Italia, e in particolare il Veneto, è terra di poeti, di navigatori e di inventori, ecco un'innovazione tutta vicentina, il bracciale anti-avvicinamento, un sistema che verrà sperimentato a cominciare da Brendola, dove non mancheranno le occasioni perché torni utile. Proviamolo su campo e vediamo come funziona, perché se questo strumento nel momento in cui io mi avvicino a meno di 1 metro mi vibra, io so che mi devo allontanare, quindi mantengo a distanza, e questo secondo me mette in sicurezza chi organizza un evento.
che è la cosa fondamentale per cui tanti eventi oggi non vengono fatti, perché le linee guida sono complesse e quindi chi è che c'è il parroco piuttosto che il presidente del proloco che si prende l'onere delle cose. Io lo dico perché noi siamo stati tra i pochi che anche in piena pandemia abbiamo tenuto aperto il mercato e so cosa vuol dire far rispettare le distanze, avere tutti quegli accorgimenti che devi proprio avere tanta voglia per fare questa cosa qua. Quindi se c'è uno strumento che può dare una mano per questa cosa, ben venga. Il dispositivo è pensato per quelle che noi chiamiamo comunità, che possono essere aziende, che possono essere scuole, centri estivi, musei, qualsiasi luogo dove è prevista la possibilità che vi sia un raggruppamento di persone e dove sia indispensabile il mantenimento del distanziamento sociale. Sono contento che sia un'azienda veneta, un'azienda vicentina che porti avanti questo bel know-how e che sia di aiuto per tante persone, quindi viva il Veneto! I lavori per i mondiali di sci del 2021 procedono spediti, è il messaggio che il ministro dello sport Vincenzo Spadafora oggi a Cortina per incontrare il sindaco Ghedina, il commissario di governo e i rappresentanti della fondazione sullo stato di avanzamento del piano di intervento e i nuovi progetti di sviluppo, opere sostenibili che resteranno, ha detto Spadafora, e saranno funzionali all'intera area anche dopo lo svolgimento della competizione. L'auspicio di tutti noi, ha aggiunto, è che sia superata la fase peggiore per il nostro paese a causa del coronavirus. Sarà certamente una situazione da gestire con termini diversi rispetto a quelli immaginati in epoca pre-Covid. Questo non deve togliere nulla all'importanza e al valore alla forza dei mondiali, ha sottolineato il ministro, che coinvolgano in maniera piena e completa la città di Cortina. Verificheremo tutte le necessità in modo che il governo faccia la sua parte per un mondiale bello. Nel frattempo Valerio Toniolo è stato nominato nuovo commissario per le opere dei mondiali, sostituisce Luigi Valerio Sant'Andrea che dal 1° agosto prossimo diventa direttore della società Sport e Salute del Comitato Olimpico Nazionale. La cronaca, dramma a Tavo, frazione di Vigo d'Arzere, dove intorno a mezzogiorno un 60enne ha saturato la casa di gas, ha tentato di farla esplodere, lui è grave in ospedale. Un sparo forte. Una bomba, basta. Un botto assurdo, però una bomba. Dopo mi sono affacciato dal terrazzo, c'era proprio diverto dappertutto, inserramenti, robe, quindi ho dedotto che fosse stata una fuga di gas. Tragedia sfiorata a Tavo di Vigo d'Arzere, circa mezzogiorno, quando un'esplosione fa tremare quanti vivono a ridosso di questa villetta. Famiglie che stanno preparando il pranzo, tra i più vicini una mamma con le sue 2 figlie. All'interno dell'abitazione un uomo, 61 anni, che secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri avrebbe saturato di gas la sua casa e poi acceso una fiamma. L'esplosione è terribile, i segni di quanto accaduto parlano da soli, vetri dappertutto, imposte divelte, anche le piante sono cadute per la forza d'urto di quella che è una vera e propria bomba. Ho sentito il botto, più che altro l'esplosione, chiamato i pompieri, siamo andati giù a vedere cosa è successo e il signore era in piedi. Accorrono i vigili del fuoco, a terra l'elicottero del SUEM. L'uomo all'interno dell'abitazione viene soccorso e ricoverato in ospedale con ustioni sulla parte superiore del corpo, ma non corre pericolo di vita. In casa i carabinieri trovano una lettera in cui il 60enne spiega i motivi del suo gesto legati alla fine del suo matrimonio. Tra i primi ad accorrere anche il sindaco di Vigo d'Arzere. Sono venuto qua di corsa, sono andato a vedere perché alle prime notizie sembrava un po' più grave. Non è che il fatto non sia grave quello che è successo, perché delle volte si ha fortuna e si vede, no? Che la potenza che c'è stata dentro, basta vedere come è ridotta la casa. Lui, sto signore, parlava quando l'hanno portato via. La casa viene messa sotto sequestro, nessun nuovo rischio di esplosione, ma potrebbero esserci dei crolli all'interno. Sul posto per recuperare alcuni beni personali la compagna, che sarà sentita dai carabinieri. Nessuna parola, solo tanta paura e la sensazione che qui poteva accadere qualcosa di terribile. Costruisce un ordigno e detiene abusivamente armi, i carabinieri lo hanno denunciato. Schio pacco anonimo. Quando i proprietari di casa se lo trovano davanti alla porta lo prendono e lo scartano, trovando un rudimentale candelotto in plastica con una miccia e all'interno della polvere. Può essere un ordigno esplosivo. Vengono immediatamente chiamati i carabinieri che si precipitano sul posto, sgomberano l'abitazione e fanno intervenire gli artificieri che disinnescano la bomba e confermano che è piena di polvere di tritolo. Colpo di scena,
Sul cellulare del figlio 27enne della coppia arrivano alcuni messaggi da un conoscente, un 53enne che rivendica il gesto. A casa dell'uomo, un pregiudicato del posto, i carabinieri eseguono una perquisizione dove vengono trovati detenuti illegalmente 2 fucili e 6.500 cartucce di vario calibro, oltre a 3 metri di miccia e un contenitore con all'interno polvere pirica. Il tutto è stato sequestrato, il pregiudicato è stato deferito per le minacce rivolte al 27enne, per la fabbricazione dell'ordigno esplosivo e per la detenzione illecita delle armi. Ora veniamo alla tragedia del bimbo morto nel pozzo a Gorizia, 14 avvisi di garanzia per omicidio colposo. Sono 14 le persone indagate per la morte del 13enne goriziano Stefano Borghese, caduto in un pozzo nel parco Coronini-Kronberg. Tra loro anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, in qualità di presidente della fondazione proprietaria della villa, e gli assessori alla cultura della regione, l'attuale Tiziana Gibelli e il suo predecessore Gianni Torrenti, che fanno parte del curatorio, oltre al direttore della stessa fondazione Enrico Graziano, alla sovrintendente ai beni archeologici e alle belle arti Simonetta Bonomi e anche in questo caso al suo predecessore Corrado Azzolini. Anche gli altri componenti dell'organo di gestione della fondazione, attuale e precedente, sono stati raggiunti da avvisi di garanzia che la Procura goriziana ha notificato tra ieri e oggi. Si tratta di Marco Menato e Raffaella Sgubin, Maddalena Malni Pascoletti e Maurizio Boaro, Emanuela Uccello e Bruno Pascoli. All'elenco si aggiungono i 2 educatori, Gabriele Brumate e Andrea Gaudenzi, del centro estivo che Stefano stava frequentando quando è accaduta la tragedia. Un atto dovuto, ha commentato il sindaco Ziberna, che auspica che venga fatta al più presto totale chiarezza sull'accaduto. Secondo quanto ha riferito il sostituto procuratore Laura Collini, gli avvisi di garanzia sono finalizzati allo svolgimento dell'autopsia sul ragazzino, che è stata fissata per lunedì prossimo e che verrà eseguita dal professor Carlo Moreschi. Gli indagati avranno la possibilità di nominare propri periti per assistere all'esame. Il parco della tragedia continua a restare chiuso, così come transennata l'area del pozzo di 30 metri che ha inghiottito il piccolo Stefano. Le indagini si concentrano in particolare sul disco metallico che ne copriva l'imboccatura e che avrebbe dovuto evitare proprio la tragica fatalità che invece si è verificata. Per questo la polizia sta raccogliendo le dichiarazioni dei testimoni, non senza difficoltà, considerata la presenza tra loro di alcuni bambini. E torniamo a occuparci del delitto di Portogruaro. Ieri sera vi avevamo riferito dell'autopsia sul corpo di Marcella Boraso ancora in corso. Ebbene, l'esito dell'esame conferma il quadro indiziario a carico del marocchino di 23 anni fermato per l'omicidio e attualmente in carcere a Venezia. Le profonde ferite alla testa raccontano di un'aggressione davvero brutale. Prima la donna sarebbe stata colpita con una bottiglia di birra alla testa, poi trascinata in bagno e qui finita contro il bidet. L'uomo le avrebbe fatto sbattere la testa contro il sanitario più e più volte senza alcuna pietà. Nel maggio scorso il ragazzo, come vi abbiamo già raccontato, era stato incastrato dalle telecamere di Striscia la Notizia durante una serie di furti in una lavanderia della zona. Di quel servizio, raccontano in paese, anziché vergognarsi andava particolarmente fiero. Il 23enne, così come la vittima, era seguito dal SERD per problemi di alcol ed era soggetto a violenti raptus. L'ultimo però, stando al quadro indiziario, è costato la vita a Marcella Boraso, alla quale il ragazzo molto probabilmente aveva chiesto dei soldi per le sigarette. Ora gli aggiornamenti invece sulla rissa tra giovani di giovedì notte a Montebelluna nel Trevigiano. Sono 5 i denunciati per rissa, tutti tra i 16 e i 19 anni, con il sindaco che chiede vengano avviati a lavori socialmente utili in strutture per anziani o disabili. Sono 5 i giovani denunciati dai carabinieri per la rissa nella notte tra giovedì e venerdì sul Sedes di Montebelluna. 2 diciannovenni, un 17enne di Valdobbiadene, un 17enne di Caerano e un 16enne di Montebelluna. Sarebbe stato il più giovane ad innescare la zuffa. Probabilmente alterato dall'alcol avrebbe preteso di utilizzare il motorino del 17enne di Valdobbiadene, che glielo avrebbe negato rimediando uno schiaffo. A quel punto c'è stata la reazione dei 2 diciannovenni e di un numero imprecisato di altre persone che poi si sono dileguate con l'intervento dei carabinieri di pattuglia per l'evento del giovedì sera, con i negozi aperti fino a tardi. Un'iniziativa che per il sindaco di Montebelluna va ripensata. Evidentemente
la lezione del lockdown non è servita, vi sono persone che non rispettano le misure di distanza sociale minima e quindi è assolutamente necessario riportare ordine, altrimenti la manifestazione può essere bloccata. Per questo già lunedì sono stati convocati i commercianti della zona, mentre il sindaco sta pensando di far venire in municipio anche i genitori dei giovani denunciati. È necessario assolutamente che si intervenga con i servizi sociali per aiutare i ragazzi che hanno vissuto questo momento, perché evidentemente hanno bisogno di aiuto, ma hanno bisogno di aiuto anche i loro genitori, perché un padre e una madre devono sapere che hanno delle responsabilità nei confronti dei figli minorenni e non è normale che dei minorenni all'1 di notte si trovino in una città magari diversa dalla loro ad azzuffarsi con altri amici della loro età. Così non va bene. Credo che per i ragazzi sarebbe utile entrare a far parte di qualche associazione, di vivere qualche momento al servizio degli altri. È un'esperienza estremamente educativa. Chiunque abbia fatto parte di qualche gruppo parrocchiale o di qualche altra associazione, spendendo qualche momento della propria vita al servizio degli anziani o dei ragazzi in difficoltà, ne è uscito arricchito e soprattutto ha cambiato le proprie prospettive. Ora un piccolo break, ritorniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, primo sabato di esodo estivo da Bollino Rosso e senza criticità particolari lungo la rete gestita da CAV, in calo i flussi automobilistici rispetto allo scorso anno, sebbene i numeri siano incoraggianti rispetto alla tendenza del periodo post-Covid. Anche per i prossimi weekend dunque non si prevede giornate da bollino nero e dunque traffico tutto sommato regolare anche in date che tradizionalmente erano davvero difficili sulle strade. C'è circa il 21%, questa è la stima, di auto in meno rispetto alle stesse date, agli stessi weekend del 2019. 400 persone invece, tifosi, ultra, amici e dipendenti, si sono dati appuntamento nella chiesa di Montà per l'ultimo saluto a Giuseppe Beppi Bergamin, ex presidente del Calcio Padova. Dolore, commozione, gratitudine. Il popolo bianco scudato piange e ti rende onore. Ciao Beppi. È questo striscione steso sotto il sole di luglio ad accogliere sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo di Montà a Padova l'arrivo del feretro di Giuseppe Beppi Bergamin. 68 anni, il presidentissimo, come più volte lo hanno definito amici e tifosi, è mancato mercoledì dopo una lunga malattia. Portato a spalla in chiesa, a seguirlo senza lasciarlo un attimo la moglie Giovanna, i figli Marco e Maddalena, la nuora, i 4 nipoti. Uomo, nonno, marito, imprenditore e grande tifoso. Era un artigiano del vetro, ricordato Don Massimo De Franceschi, parroco di Montà nell'omelia, fondatore della Sanglas di Villafranca Padovana, da sempre tifoso del Padova. Nel 2014, quando la società rischiava di sparire, aveva accettato la sfida, fondando la Bianco Scudati Padova e rimanendo presidente del club biancorosso fino al 2017. A salutarlo in una chiesa, in un sagrato gremiti 400 persone, tanti amici, i suoi dipendenti, gli ultras e i tifosi, ma c'era anche l'ex giocatore Nicola Petrilli, c'era il sindaco di Padova Giordani, l'assessore allo sport Bonavina. Commosso ricordo dei nipoti, letto da Don Massimo De Franceschi. Io saprò sempre dove trovarti, nel mio cuore, perché tu ci sei entrato e non ci uscirai. Io alzerò lo sguardo e tu lo abbasserai, perché tu sei il mio nonno e nessuno ci dividerà mai. Commosso anche l'addio di un ex collaboratore, Alberto Noventa. Ci ha reso felici la gioia di poter urlare ancora Forza Padova. Grazie Beppi, uomo dal cuore grande, uomo dal cuore biancoscudato. Grazie. Il corpo di Giuseppe Bergamin riposa nel cimitero di Montà. Sulla sua bara, ultimo omaggio, le sciarpe del Padova e la maglia numero 10 con il suo nome, affidata in sua vece alla sua compagna di vita, la signora Giovanna. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci.
Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al Meteo. Pressione in graduale aumento sull'Italia ed anche al nord-est ci attende una giornata all'insegna del bel tempo. Il dettaglio del 26 luglio. Sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile con ampio soleggiamento dappertutto, vedete, salvo per una locale variabilità pomeridiana sui rilievi dove sarà possibile anche qualche rovescio temporale, specie sulle Dolomiti. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 27 e 32. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo anche qui la stessa situazione, tempo in prevalenza buono con tanto sole ma anche con occasionali acquazzoni sui settori montuosi. Temperature minime fino a 21 gradi, massime sui 27 e 29 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo anche qui, qualche nube in più sui settori di confine dove non si escludono dei temporali. Temperature minime sui 17 gradi, massime fino a 30 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.